Il buccellato, in dialetto cucciddato, urciddato, purciddato o ucciddato, deve il suo nome al latino tardo medievale buccellatum, cioè pane da sbocconcellare, per la sua morbidezza. Secondo alcuni la sua origine è però più antica, tanto da porlo come antenato diretto del panificatus dei Romani. Comunque sia, il dolce si è diffuso in tutta la Sicilia, rivestendo un ruolo di primo piano per tutto il periodo delle festività natalizie, a cominciare dalla festa dell'Immacolata Concezione. Infatti, questo particolarissimo e profumatissimo dolce viene cotto al forno e, sfruttando la sua lunga conservazione, gustato per diversi giorni. I bucellati profumano d'Oriente grazie ad un lontano scambio di tradizioni con gli arabi e rappresentano i dolci del barocco siciliano, per la magnificenza delle forme e la complessità degli ingredienti. Per la preparazione, schiacciare le noci e tostarle. In un tegame versare marmellata di fichi ed arance. Aggiungere cioccolata fondente a tocchetti, le noci precedentemente tostate e un cucchiaino di cannella. Mescolare il tutto e lasciare raffreddare in frigorifero per mezz'ora. Per la pasta frolla, farina 00, zucchero semolato, sugna, un pizzico di sale, ammoniaca e latte quanto basta. Impastare il tutto, spianare la frolla col mattarello e farcire con il composto preparato precedentemente. Infine tagliare a tocchetti ed infornare.